Venezia-Slovenia sola andata. È un viaggio tra i sapori, i colori e i paesaggi del Carso, quello del progetto AgroTour 2, iniziativa nata all'interno del programma Italia-Slovenia e presentata nella prestigiosa cornice di Combo, l'ex convento dei Crociferi in campo dei Gesuiti. Il Carso come punto di congiunzione di più culture e colture, popoli e storie, ponte ideale tra la laguna e l'est dell'Europa, ma anche laboratorio di agricoltura sostenibile e nuove forme di agriturismo. Veneto, Friuli e Slovenia, in questa parte stupenda della Slovenia, sono assolutamente collegati dal punto di vista storico, ma anche produttivo. Sì, i prodotti hanno una loro caratteristica e Venezia diventa, se vogliamo, un rappresentante di tipo storico-culturale eccezionale in questa realtà produttiva territoriale. Il progetto vede schierati l'Istituto Agrario della Slovenia, capofila, le università di Trieste, Udine, Nova Gorica, il comune di Komen e la Confesercenti di Venezia, anche attraverso il suo ente formativo CESCOT. Innegabili infatti le ricadute anche economiche del progetto, che parte dai prodotti tipici del Carso, innanzitutto il terrano, vino rosso, come rossa è la terra che gli dà vita, teran in sloveno. Il terrano, in particolare, che da noi potrebbe essere abbinato al refosco, ma in realtà è un vino rosso di grandissime proprietà, qui poi abbiamo gli esperti che lo diranno, abbinato a un prosciutto speciale, perché il prosciutto del Carso non ha niente da invidiare ai nostri prosciutti. Non solo sapori, nel progetto Interreg ci sono anche l'arte e il paesaggio unici di una terra che conserva un fascino speciale e le suggestioni di una storia complessa. E devo dire che mi sono trovata davanti a un paesaggio insolito per quello che sono le mie conoscenze, un paesaggio che va dalla montagna al mare, al bosco, a insomma tutta una serie di elementi naturalistici inaspettati in pochissimi chilometri. Il progetto AgroTour 2 si inserisce all'interno della programmazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020, che vede il territorio della provincia di Venezia tra i beneficiari, con la Regione del Veneto in prima fila a sostenere le idee progettuali di enti e imprese. Sono occasioni importanti perché diciamo che questa tipologia di fondi permette alle nostre imprese, ai nostri anche enti pubblici di cooperare con soggetti stranieri. 78 milioni gli euro messi a disposizione dal Fondo di Sviluppo Regionale, cui si sono aggiunte le quote di cofinanziamento, un movimento complessivo di oltre 100 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Importanti le ricadute sul veneziano. È un programma che ha finanziato complessivamente oltre 50 progetti. Insomma, non resta che brindare con un buon calice di terrano.